Colomban, lei rappresenta un gruppo di lavoro che si occupa proprio del tema della rigenerazione urbana della città. Chiediamo a lei come deve essere o come dovrebbe essere la Conegliano del futuro. La Conegliano del futuro deve rinascere o rigenerarsi. In che aree? Soprattutto come visitatori, cominciando dai visitatori turistici, quindi ha e potrebbe avere un ruolo importantissimo nel turismo, ma anche la visitazione dei giornalieri, quindi del commercio, di tutte le attività commerciali che ci sono nella Conegliano storica. E quindi abbiamo ideato una serie di idee, di progetti che verranno presentati, tra cui un enorme praticamente contenitore che servirà anche per gli eventi dell'amministrazione, che rappresenterà il mercato coperto costante e continuo ogni giorno in Conegliano. Questo mercato non solo per i vini, non solo per i prodotti dell'agroindustria, soprattutto quella più genuina, chilometro zero, eccetera, ma anche i prodotti del Made in Veneto. Quindi un contenitore di 10.000 metri quadri circa, collegato a un ampio parcheggio che deve essere di qualche migliaio di auto, di poter parcheggiare, e quindi sfatare il concetto, diciamo, che a Conegliano non si riesce a parcheggiare, soprattutto quando ci sono eventi, e quindi parcheggio, grande contenitore, grande magnete, che sarà come una scintilla che dovrebbe far riattivare, nel nostro scopo, tutta la visitazione del centro storico, che sarà coperta con delle leggere pensiline come sta avvenendo nella piazza Carducci, in maniera che le persone possano muoversi dal parcheggio, da questo grande contenitore mercato coperto permanente, a tutto il resto della città, e quindi riattivare un circuito virtuoso per turisti e logicamente con tutte le infrastrutture turistiche, renta bike, renta car, servizi di minibus che vengano poi e che vadano in sinergia soprattutto con tutti i 29 comuni dell'UNESCO.